L'ITS Academy Meccatronico Veneto, con sede a Vicenza, è semplicemente ma efficacemente il futuro nelle tue mani. L'ITS Meccatronico Veneto si rivolge a ragazzi diplomati, quindi non solo ragazzi diplomati di scuole tecniche ma anche ragazzi diplomati dei licei e forma questi ragazzi con una formazione mista scuola-azienda, proprio con una settimana spezzata metà scuola metà azienda per 2 anni a competenze che sono richieste dal mondo industriale. Quindi i nostri ragazzi sono abbinati subito alle aziende dal primo momento in cui entrano nel corso e sono formati per 2 anni a posizioni che l'azienda ritiene necessarie al suo sviluppo. L'ITS Academy si rivolge a ragazzi diplomati per fare una formazione molto interessante, vorrei dire mista fra studio e pratica in azienda, e per portare avanti un titolo di studio che è intermedio fra il diploma di scuola superiore e l'università. Noi abbiamo 2 corsi, chiamiamoli storici, che abbiamo da quando siamo partiti circa 10 anni fa, che sono tecnico superiore per l'automazione e sistemi meccatronici ed un altro che è tecnico superiore per l'innovazione di processi e prodotti meccanici. A questi abbiamo abbinato quest'anno, partiranno a ottobre prossimo, 2 altre figure, una molto legata al 4.0 che è tecnico superiore per la digitalizzazione dei sistemi di produzione industriale, legata alle reti di gestione delle produzioni industriali in azienda. Il secondo è un progetto nazionale di assocarta assografici che vedrà la luce a Verona ed è un tecnico per l'automazione in campo della produzione cartaria. E i livelli occupazionali che abbiamo ottenuto alla fine dei corsi è così alto per cui noi possiamo dire che è quasi matematico che chi ha frequentato bene questo corso troverà lavoro, anche perché non è solo per quello che apprendono ma anche per la vicinanza con le imprese e per il tempo che hanno passato all'interno delle aziende. Tutti i nostri ragazzi che sono scelti e abbinati alle aziende dall'inizio trovano una collocazione nel mondo del lavoro, per cui gli unici che non vanno in azienda sono quelli che fanno altre scelte, tipo una scelta universitaria dopo il corso oppure una scelta di 1 anno o 2 all'estero. Ho avuto un'ottima esperienza all'ITS, io vengo da un percorso professionale UNIPSIA, dopodiché ho deciso di continuare gli studi, quindi svolgendo l'ITS. L'ho trovato un percorso eccezionale in quanto dura solo 2 anni, a differenza dell'università che è un percorso molto più lungo. In questo caso ci prepara in maniera professionale e ci prepara direttamente per entrare nel mondo del lavoro, a differenza dell'università. Quello che mi è piaciuto è stata la vicinanza fra alunno e professore, che secondo me è anche migliore di quella che si trova durante le scuole superiori. Quello che ho potuto sperimentare nel campo lavorativo l'ho potuto fare nello stage e principalmente per quanto riguarda me è tutto quello che ha a che vedere il disegno CAD, la progettazione e tutto quello che ha a che vedere le fasi di qualità e di produzione di un prodotto. Lo consiglierei soprattutto perché dà un buon bilanciamento tra conoscenze teoriche, conoscenze pratiche e anche esperienza diretta. Ti dà proprio quel qualcosa in più nel tuo curriculum che ti permette anche di essere più voluto dalle aziende. Quindi tu sei già di fatto assunto? Io sì, di fatto sono già sotto contratto presso Vetrerie Unite per i primi 3 anni come apprendista specializzante e poi a contratto a tempo indeterminato dopo questi 3 anni.